Allora ragazze, la sequenza che vi propongo adesso è una sequenza per la nostra colonna vertebrale, quindi per la schiena. Mandatemi qualche feedback se i tutorial vanno bene, se mi sentite, se gli esercizi si vedono, perché è tutto un fai da te. Come potete vedere, ieri avevo il mio piccolo aiutante, ma oggi è scappato. Ci posizioniamo in quadrupedia, mani sotto le spalle, ginocchia sotto le anche, l'avambraccio si guarda uno con l'altro, testa in linea. Inspiro, vado a muovere solo la parte bassa della colonna, quindi la zona lombare. Espiro, quindi non andrò ad ingobbire la mia schiena, come vedete, ma vado a strecciare, ad allungare solo la parte bassa. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, fammi l'ultima. Inspiro ed espiro. Inspiro, lavoro con tutta la colonna, non forzo, allontano le spalle dagli orecchi. Espiro, allontano le spalle dagli orecchi, restringi il pavimento. Inspira, espira. Inspiro, espiro, fammi l'ultima. Inspira ed espira. Posiziono le mani ai lati del tappetino con le dita che si guardino, allarga un filino le ginocchia, rilascio un po' la mia schiena, che non vuol dire la mollo completamente, ma rilascio nelle curve fisiologiche. Inspiro, il centro, mollate bene il centro del petto, vorrebbe toccare il pavimento. Espiro, stendo solo le braccia, non vado ad ingobbire. Inspiro, rilascio. Espiro. Inspira. Ed espira. Inspira. Espiro, l'ultima. Inspiro. Ed espiro. Giro le mani in avanti. Da qui stacco la mano destra, inspiro. Espiro, scivolo vicino al mio braccio sinistro e poso la mia tempia. E ritorno inspirando, spingendo sulla mano d'appoggio. Di nuovo. Espiro. Inspiro. Inspiro, da qui andiamo verso il ginocchio sinistro, rimango in questa posizione e cerco di respirare nelle costoline. Facciamo 3 respironi profondi. Allontana bene la spalla dagli orecchi. Rientro, inspiro, stacco la mano sinistra, espiro, vai vicino alla mano destra e ruota. Inspiro, espiro, inspiro, inspiro, vado verso il ginocchio destro, faccio 3 respiri profondi, costali. Rientro, arriccio i miei piedi, inspiro, espiro, stendo le gambe cercando di appoggiare i talloni. Inspiro, rientro, espiro, inspiro, rientro,
ed espiro, mi fermerò qui, stacca i tuoi talloni e appoggiali entrambi a destra, stacca i tuoi talloni in centro, appoggiali entrambi a sinistra, vieni su, tieni le spalle via dagli orecchi, su, al prossimo riappoggio. Da qui tieni il bacino fermo immobile, vieni a camminare a sinistra, bacino fermo, come fosse bloccato, e ti sposti a sinistra verso la tua destra. E l'ultima. Ti fermi in centro, porti indietro il tuo peso, vai ad arricciare i piedi, tieni le punte delle dita distanti circa 3 dita una dall'altra, gli alluci, e unisci i tuoi talloni. Da qui lascia cadere il tuo sedere indietro, indietro, indietro. Proprio devi perdere l'equilibrio dietro e le braccia andranno a mantenere l'equilibrio. Una volta trovato il tuo punto limite, ti lasci cadere con più peso possibile verso dietro e respiri di pancia. Chi ha della tensione a livello lombare dovrebbe proprio sentire questo allungamento. Rilassa bene le tue spalle. Respirazioni profonde. Appoggia bene le tue mani a terra, da qui. Inspiro, vengo a guardare avanti, apro bene il petto, tenendo giù il bacino. Espiro, prendi la posizione di prima. Inspiro, vengo a guardare in avanti, apri il petto. Spingi le spalle via dagli orecchi. Espiro. Rilassa. Fai un altro paio. Inspiro ed espiro. Ti consiglio di concludere questa lezione, questa piccola pratica, appoggiando poi i tuoi pugni ai lati della tua pancia, ai lati del tuo ombelico. Rilascia bene le spalle. Rilascia bene le braccia e i gomiti, rilascia bene le tue gambe e respira profondamente contro questi pugni. Inspiro di pancia ed espiro. Rilasso bene. Inspiro ed espiro. Ancora. Questa è una posizione che rilassa moltissimo la nostra schiena. E non solo, io vi consiglio di farla. Quando sentite di averne fatti abbastanza, tolgo le mani da sotto la pancia, appoggio le mani vicino alle spalle, giro la testa e mi allungo. Spero vi sia piaciuta questa piccola pratica e ci vediamo domani con altre lezioni. Grazie. Io mi sto divertendo in queste giornate un po' particolari, spero anche voi.